momento d'attenzione, per favore. Io devo pregare gli imputati di limitare l'uso delle sigarette, perché l'aria diventa irrespirabile nell'aula. Cioè, vorrei dire questo, di non accendere contemporaneamente sigarette nelle stesse celle, fatelo a turno. Per gli altri che sono presenti nell'aula l'uso delle sigarette è assolutamente vietato. Allora, sono presenti per il verbale l'avvocatessa Dionisi, l'avvocato Carmelo Calì, l'avvocato Spinella, l'avvocatessa Ruggeri, l'avvocato Sambataro, l'avvocato Amato, l'avvocato Franco Russo, l'avvocato Gino Grassia, l'avvocato Strano Tagliareni, l'avvocatessa Rizzo, l'avvocatessa Mario Giuffrida. L'avvocato Spinella anche in sostituzione dei difensori oggi assenti e di ufficio per gli imputati che ne sono sforniti. Se possiamo procedere, il pubblico ministero chi vuole sentire oggi? C'è il controesame di Pepe Rosa. Sì, allora introduciamo Pepe Rosa. Prima che scegliamo la parola del pubblico ministero, scegliamo la riserva. Però procediamo al controesame, poi conclude l'esame il pubblico ministero. Allora, prima che di dare la parola al pubblico ministero, no, diciamo che non si tratta di un atto di riconoscenza, siamo fuori dalle ipotesi previste dalla legge per la ricondizione personale, che si tratta di un atto di identificazione per il quale la fotografia è equivalente alla presentazione personale del soggetto da identificare, quindi siamo in tutto con un po' di silenzio in aula, un po' di attenzione. Prende la parola l'avvocatessa Ruggeri. Signora, lei è sempre tenuta dal giuramento che ha pronunciato ieri in ordine alla testimonianza. Adesso sentirà le domande degli avvocati e risponderà secondo verità. Allora, avvocato Anna Ruggeri. Signora Pepe, lei alla Super S occupava come posto di lavoro un ufficio in una piccola stanza vicino a quella del signor Caponnetto? Sì. Lei, insieme al signor Trombetta e alla signorina Tomasello, nel periodo dell'assenza per maternità, era in possesso delle chiavi d'ufficio del signor Caponnetto? No. Lei non ha mai avuto le chiavi d'ufficio del signor Caponnetto? Durante il lavoro? Quindi, in maternità no. Durante il lavoro lei ha avuto, nell'ambito del lavoro che espletava, aveva la disponibilità delle chiavi del signor Caponnetto? Del suo ufficio sì. Nell'introdurre nella pratica di tutti i giorni le merci in magazzino, lei faceva come faceva? Ecco, ci spieghi. Quando si dovevano introdurre delle merci in magazzino. Non avevo compiti di questo genere. Quindi non le risulta se le prenotazioni dei trasportatori venivano raccolti da lei e assegnate secondo un procedimento concordato al signor Papaleo Gaetano? Il signor Marco Di Bella faceva delle liste e spesso le dava direttamente. Direttamente a chi? Al signor Papaleo. Non le dava mai tramite lei? Poteva anche capitare.
però Quindi lei poteva avvenire anche immediatamente. Quindi lei è a conoscenza della procedura normale di introduzione delle merci nei magazzini della Super Le S? liste su dei normali fogli, sulla merce che mancava nel negozio venivano fatte queste liste e il signor Papaleo provvedeva a farle rientrare in negozio in giornata. Il signor Papaleo Gaetano era il responsabile del magazzino? Sì, In che senso era responsabile? era lui che si occupava di tutta la merce che doveva entrare, i carichi e scarichi anche dai fornitori. E per quanto riguarda i rapporti con il personale del magazzino, che ruolo aveva il signor Papaleo Gaetano? Dava a disposizione ciò che dovevano fare i ragazzi. Lo potrebbe definire capo del personale del magazzino? Sì, Quindi quando si dovevano scaricare le merci in magazzino lei riempiva un modello, come ha detto poco fa? O c'era un modello prestampato o veniva predisposto appositamente? no, erano dei fogli di protocollo normale, si scriveva la merce e si mandava. E da chi venivano Dei firmati? tabulati, Come dice? dei tabulati, non ricordo bene se erano tabulati o fogli, come capitava prima insomma. E da chi venivano firmate questi tabulati, come li chiama lei? E Marco Di Bella si occupava della lista delle merci che mancava. E alla fine passavano alla firma del signor Caponnetto? Non lo ricordo questo. Lo stampato aziendale o tabulato, come dice lei, veniva consegnato al signor Papaleo a mano oppure spedito per fax? E solitamente la sera anche a mano, e se era merce urgente lo mandavamo per via fax. Le risulta che determinate persone, quasi sempre anziane del quartiere, dietro telefonata ricevevano la spesa a casa? Sì. La spesa proveniente dal Sì. risulta. Con che frequenza accadeva ciò? C'era una vecchietta che me ne occupavo io personalmente, telefonava di tanto in tanto e le mandavo la merce. E oltre a questa vecchietta c'erano altri clienti che ricevevano questo trattamento? Che ricordo no. Solo una vecchietta? Che io ricordi solo questa vecchietta. Il signor Caponnetto aveva un telefono cellulare sul quale lei chiamava per motivi di lavoro o necessità aziendali? Sì, avevo un numero, ma lo dovevo chiamare solo in caso di morte. Nel redigere il calendario delle ferie di tutto il personale, il signor Caponnetto si consultava con lei, in altre parole lo predisponeva con lei? Diciamo che i dipendenti facevano le sue richieste, però se il signor Caponnetto li rivedeva, se non potevano essere accontentati li spostava senza difficoltà. In particolare per quanto riguarda il calendario delle ferie 92, questo calendario fu predisposto oltre che dal signor Caponnetto anche da lei? Non lo ricordo bene perché io sono rientrata a luglio, quindi forse parte delle ferie erano anche già partite. Da chi venne sostituito a lei? Dalla signorina Tomasello. Grazie, non ho altre domande. Ci sono altri interventi? Sì, la professoressa Dionisi. Sì, io ho qualche domanda. Volevo chiederle se lei ha conosciuto il dottor Musumeci Francesco. Certo. Come la conosce? Consulente. Il consulente della Si Super S. occupava delle assunzioni, dimissioni di tutti i dipendenti di continuo. Ecco. In quale ufficio svolgeva questa attività? Negli uffici di via Sgropillo 17 e gli uffici sopra, E quelli lei- separati dal negozio. Lei mi pare che ieri abbia detto che questi uffici sono stati successi, è stato un acquisto successivo, quindi il dottor Musumeci, ecco, cerchiamo intanto di collocare, quando lei è arrivata alla Super S, che mi pare che abbia detto dalla fine dell'89 fino al 92, ha lavorato lì, ha già trovato questo commercialista che lavorava presso la Super S? Sì, Quindi- sì, l'ho già trovato lì. L'ha già trovato lì dall'89. E in quali uffici si trovava materialmente? Dov'è che svolgeva? Sempre in via Sgropillo? Sì, in via Sgropillo 19. E quindi in un primo momento, Sì, ma poi sono stati spostati anche nel deposito di via, quello che sta a 1 chilometro più o meno di distanza.
il dottor Musumeci svolgeva l'attività in questo... Favatello e la signorina Tomasello sono stati spostati lì. Successivamente Dopo quanto tempo, se lo ricorda? Ma quasi immediatamente, nel 93 forse, non mi Nel ricordo 93, bene. mi scusi, è sicura? 93 mi pare che già il dottore Musumeci non... Ma il dottore Musumeci non stava perennemente con noi, e allora veniva di tanto in tanto, cioè di tanto in tanto, voglio dire... Aveva dei durante la giorni settimana, fissi? Non precisamente, comunque forse c'era una giornata fissa se non ricordo male. Una sola giornata? Ma non aveva sede lì da noi. Mi scusi, allora intanto vediamo di comprendere. Lei dice che veniva una sola volta, una giornata fissa? No, non ho detto una sola volta, ho detto che era nostro consulente e veniva di tanto in tanto lì, ma non con delle giornate o delle ore specifiche. Allora, guardi, io devo contestarle che nel verbale del 22 settembre del 92, parlando proprio del ragioniere Musumeci, Francesco, quale consulente esterno, lei indica che aveva uno studio e che veniva a visionare la contabilità 3 volte la settimana. Sì, negli uffici in via Sgruppillo 17. No, aspetti, questa è una fase successiva dove si trovava. Io volevo comprendere, siccome lei poc'anzi ha riferito che non aveva dei giorni fissi, veniva una volta ogni tanto, invece qua mi pare di capire che 3 volte la settimana si recava Successivamente, veniva 3 volte la settimana. Ma successivamente stiamo quando? parlando negli uffici di via Sgruppillo 17, quando tutti già avevano il loro ufficio. Allora, negli uffici di via Sgruppillo 17 il dottor Musumeci quante volte veniva? Non lo ricordo io adesso. Io non lo ricordo. Non e allora ricordo. il 3 volte alla settimana di cui fa riferimento lei in questo verbale, a quando si riferisce? In via Sgruppillo 17 sicuro. Allora, in via Sgruppillo 17 veniva 3 volte la settimana? Sì, aveva già il suo ufficio, era il nostro Sì, consulente. ma veniva in via Sgruppillo 17, il dottor Musumeci veniva 3 volte la settimana per visionare la contabilità e questa... Ecco. E poi lei quando si trovava nell'altro ufficio in via Sgruppillo 19 sa quante volte veniva, se aveva sempre gli stessi compiti? Cerchiamo di chiarire. Ecco, infatti. In via Sgruppillo 19, alla fine del 92, agli inizi del 93, erano tutti quelli gli uffici, cioè quella stanzetta che stava in via Sgruppillo 19. Mi scusi, Ecco, se lei ha quella finito di lavorare nel 92, com'è che sa che ho nel sbagliato 93... anno, mi scusi, nell'89, quando io sono arrivata a lavorare nell'89 e inizio del 90... L'ufficio si limitava in quello che stava in via Sgruppillo 19. Cioè Quindi dove c'erano anche i locali della esatto. vendita. Successivamente sono stati spostati gli uffici In che periodo? E non posso stabilirlo perché è stata una cosa provvisoria che sono stati portati nel magazzino dove stava anche Papaleo. Poi sono stati fatti gli uffici nuovi in via Sgruppillo 17 e si sono trasferiti lì. E hanno avuto degli orari, delle precisazioni. Lei appunto sta riferendo che prima si trovava dove erano i locali anche della vendita e poi si è trasferito, il dottor Musumeci aveva l'ufficio in via Sgruppillo 17, no? 17, ecco, ho sì. capito. Era da solo a svolgere questa attività di consulenza esterna o era coadiuvato da altri colleghi? Nell'ufficio era da solo? Stava sempre col ragioniere Favatello, ma non lo so se era un suo, insomma, facevano insieme. Divideva l'ufficio col ragioniere Favatello? Non lo so perché non sapevo neanche come erano spartiti negli uffici sopra. Io non sapevo mai. Parliamo in un primo momento. Lei mi ha chiesto se condividevano l'ufficio. In un primo momento lei si trovava in via Sgruppillo 19, dove vi erano anche i locali della vendita, e in un primo momento lei riferisce che anche il dottor Musumeci aveva gli uffici in questo locale. Poi successivamente invece si trasferisce in via Sgruppillo 17, no? No. E allora se lo chiarisce perché forse non ci siamo compresi. Quando io sono arrivata a lavorare nell'89, fine 89, gli uffici si limitavano alla via Sgruppillo numero 19, cioè nella stanzetta accanto. Ecco, e fermiamoci in questo momento. E in questo primo momento Musumeci, orari e scrivania in quell'ufficio là non ce ne stavano. Lui veniva di tanto in tanto saltuariamente senza io mai chiarire la sua posizione. Era il nostro consulente.
Poi, se ha avuto degli orari, delle giornate fisse, è stato quando eravamo in via Sgruppillo numero 17. E lei era già Perché trasferita in via Sgruppillo 17? Io non sono mai stata trasferita in via Sgruppillo 17, io stavo soltanto accanto al dottore Caponnetto. Allora mi scusi, lei come fa a sapere? Lei dice in un primo momento, quando i locali erano in via Sgruppillo 19, non aveva una scrivania, non aveva niente, veniva come consulente esterno. Poi, quando si trasferisce invece nell'altro ufficio, lei come faceva? Sapeva che veniva 3 volte la settimana? Quando è piccolo quell'ufficio in via Sgruppillo 19, 4 persone in piedi, già c'è confusione. No, ma io non voglio sapere, io volevo comprendere soltanto quali colleghi erano con lui in un ufficio e quali altri invece si trovavano in via Sgruppillo. Ma in via Sgruppillo 17 già erano in tanti, c'era il ragioniere Villari, la signorina Tomasella, il ragioniere Favatello, tutti gli incontri. E lui si trovava lì e veniva 3 volte la settimana. Sì, giusto? veniva tutto sopra. Ho capito. Chi preparava le buste paga alla Super S? Il dottore Musumeci. Il dottore Musumeci preparava le buste paga. A lei risulta che il dottore Musumeci fosse stipendiato? Ricevesse la busta paga? Lo sa, non lo sa? Io davo le buste paghe ai ragazzi, ma non avevo mai quella del dottore Musumeci, effettivamente. Anche perché se lei mi dice che la preparava il dottore Musumeci, si può presumere che magari non faceva il passaggio tramite lei. Cioè lei non lo sa se... No, non lo so. Va bene, io non ho altre domande da rivolgere. Vorrei farle un'altra domanda. Non mi è chiaro per quanto riguarda la procedura adottata nel supermercato, per quanto riguarda la introduzione della merce nei magazzini. Come avveniva l'introduzione da parte dei fornitori, la consegna da parte dei fornitori, l'introduzione nei magazzini della Super S della merce? C'erano degli stampati? Avevamo stabilito che gli scarichi di merce da parte dei fornitori non dovevano avvenire se non dietro avviso telefonico, per cui io soltanto in una rubrica annotavo che più di 3-4 scarichi al giorno non dovevano avvenire, perché il signor Papaleo evidentemente non ce la faceva, quindi cercavamo di stabilire delle giornate. Ho capito, ma questo era il modo di preannunciare e programmare questi scarichi di merce, ma in concreto per avere una distinta di tutto quello che veniva scaricato e quindi un'assunzione di responsabilità anche se le riceveva, attraverso quante persone, attraverso quanti stampati ciò avveniva? Guardi, se parliamo degli scarichi dei fornitori è tutto un altro discorso, se parliamo invece degli scarichi di merce interna da magazzino ai nostri... No, da parte dei fornitori nei magazzini. Ma io non lo posso, io vi sto dicendo soltanto che ricevevo le telefonate e stabilivo gli scarichi. Sì, ma chi se ne occupava e con quale modalità? Se lei lo sa naturalmente. Cioè, i camion venivano... a primo impatto c'è il piazzale che è grande e venivano là, però venivano destinati direttamente al magazzino. Poi la sera Papaleo ci portava tutte le fatture, le bolle che seguitavano allo scarico. Quindi se ne occupava Papaleo, per quello che ne sa lei? Sì, per quello che ne so io poi. Grazie. Signor Presidente, se mi consente una domanda che mi era prima sfuggita. Signora Pepe, le capitava che nelle giornate in cui il dottor Musumeci non era presente lei lo cercasse telefonicamente perché occorreva che alla Super S vi fosse necessità di qualche attività di amministrazione, di contabilità? Sì. E dove lo cercava? In un'agenzia di viaggi, la Duca Viaggi. La Duca Viaggi? Non le capitava di telefonare è sicura al suo studio? Le risulta che il dottor Musumeci avesse uno studio di commercialista? No, no? Non lo sapevo. Non le risulta? Non lo sa? Sempre alla Duca Viaggi l'ho chiamato. Siccome lei, io devo fare un'altra contestazione, riferisce sempre nel verbale del 22 settembre che il ragioniere Musumeci Francesco, consulente esterno, con studio penso in Giarre. Come? Lei dice che ha uno studio pensa in Giarre. Suppone che lei sono delle affermazioni, delle dichiarazioni che lei ha reso, parlando del ragioniere Musumeci che ha uno studio, pensa lei in Giarre, comunque afferma che ha uno studio. Se non era la Duca Viaggio era Piedimonte Ateneo, ma non lo so se fa parte di Giarre. No, ma non è il problema, ha uno studio, lei risulta che avesse uno studio professionale dove ricercare? No, in uno
studio privato non l'ho mai chiamato. E allora questo studio, che studio è a cui fa lei riferimento? Ma a Giarre la madre forse abitava a Giarre, ma non ricordo bene la situazione del dottore Musumeci. Io se veniva già 3 volte alla settimana per me era sufficiente, le cose urgenti lo chiamavo lì alla Duca Viaggi. E quindi questo studio di cui parla in realtà... Giarre forse la madre, non lo so perché una volta lo chiamai a casa, ma era la madre se non ricordo male, non uno studio privato. Allora io poi mi riservo di produrre, faccio copie, produco il verbale a fini di rilevare la contestazione. Basta così. Finito? Sì. Altri interventi, Avvocato Strano? Signora, io ritorno al tema di quella fotografia della quale si è parlato all'udienza di ieri sera. Silenzio, per favore. Tutto l'esame è stato ieri, oggi. Lei in quell'occasione ha individuato una persona come Enzo o Enzuccio che lei aveva visto alla Super S, no? Sì. E in che epoca l'ha fatta questo atto giudiziario? Quando è che l'ho visto? No, quando ha visto la foto, quando ha fatto l'individuazione della persona. L'interrogatorio che mi ha fatto il giudice Bertone. Sì, lo ricorda l'epoca più o meno? E sarà stato, penso, al secondo interrogatorio. Sì, Il secondo interrogatorio saranno stati i primi di ottobre. Di quest'anno? No, di 3 anni addietro, sto Di 3 parlando anni. già del 92. Va bene, 3 anni addietro mi basta già come dato. Lei ha individuato altre persone oltre quell'Enzo Enzuccio? E il signore Pisarda, 2 ne ho riconosciute nella foto. Sì. Lei sa dire, ha dato altri elementi per individuare l'occasione nella quale la foto fu scattata, l'epoca nella quale la foto fu scattata, dove fu scattata? No. Quindi il suo atto si è limitato ad individuare Mi è stata una o due mostrata persone. quella foto e l'ho riconosciuta. Benissimo, solo a questo si è limitato. Solo quella foto. Va bene, grazie. Sicuramente sì. Non ci sono altri interventi dei difensori? Quindi dobbiamo decidere sulla richiesta di produzione di documenti. Presidente, vorrei la parola se possibile. No, scusi un momento, il pubblico ministero stava per dire cosa? Sì, devo fare delle domande, non lo so, se l'avvocato doveva intervenire posso... Sì, solo... no, scusi il pubblico Il mio ministero. intervento è sul Arrivati a tema questo punto acquisizione, possiamo dire chiuso il controesame per quanto riguarda questa fase della testimonianza, quindi dovremmo decidere sulla richiesta di produzione delle fotografie e passare alla fase successiva oppure l'ordine? Io dovevo Perché completare... è su questo che vuole la parola l'avvocato Strano e che chiede la parola su questo argomento? Sull'argomento acquisizione, però se il pubblico ministero vuole fare il riesame io posso prendere la parola anche dopo, anzi Appunto, io dico il preferirei pubblico che ministero completare- che ci deve dire il momento in cui Ecco, dovevo soltanto completare dobbiamo intervenire. l'esame. Signora Pepe, lei conosce il ragioniere Alonso? L'ho sentito nominare Alonso, ma non mi pare che abbia lavorato con me. Le chiedo, dico, il ragioniere Alonso le risulta se si è occupato in qualche modo della contabilità o comunque della scelta degli indirizzi della Super S? Non lo ricordo, non mi ricordo, ricordo solo il cognome Alonso, però non penso che abbia lavorato qui da noi. Lei, per quanto riguarda il ragionier Favatello, possiamo collocare nel tempo il periodo nel quale il Favatello ha lavorato presso la Super S? Io l'ho trovato lì e sono andata via che era lì, quindi sempre E ha lavorato. Dall'89 al 92, forse si è sentato che avevo dato dimissioni. Quando ha dato le dimissioni? Ma si è trattato di poco, ma penso che siano poi arrivati ad accordo e sia rientrato, ma non mi ricordo in quale periodo. Il Favatello come si chiama di nome? Giuseppe. Giuseppe.
Quindi non ricorda in No, ma forse sarà stata anche una cosa banale, se era stato assente 1 o 2 settimane, forse sono state dette per ferie, ma è sempre stato presente 3 anni che io abbia lavorato lì perlomeno. Signora, un'ultima domanda. Lei con chi è sposata? Da Alessandro Gaetano, Suo marito che attività svolge? elettricista. Ha svolto in passato altre attività? Certo, lavorava presso un supermercato. Ha svolto in passato l'attività di autista? Sì, Presso quale ditta ha svolto questa attività? la Bartolini. Grazie. Possiamo dare la parola all'avvocato Strano? Prego, avvocato. Signor Presidente, premetto che non è che io dia una grandissima importanza, anzi ne do praticamente zero all'acquisizione di questa foto, però credo che sia compito di tutti noi rispettare le norme processuali. Perciò credo di dover intervenire manifestando l'opposizione e chiarendo i motivi di questa opposizione all'acquisizione della foto. Sostanzialmente, anzi direi proprio anche legalmente, l'atto compiuto dalla signora in presenza del pubblico ministero è una individuazione di persona che ricade nella previsione dell'articolo 361 Codice di procedura penale. Di questo articolo si è occupata la Corte Costituzionale, come la Corte e la Procura sanno, con sentenza credo del 91 se non ricordo male. E con questa sentenza la Corte chiarì, essendo stata investita del problema della incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevedeva la presenza e l'assistenza del difensore al medesimo atto, la Corte ha detto, la Corte Costituzionale, che non era incostituzionale la norma per un motivo che ha chiarito, cioè la motivazione è ancora più importante in questo caso del dispositivo della sentenza. Ha chiarito che l'atto di individuazione previsto dall'articolo 361 non rientra fra gli atti garantiti in quanto non ha nessuna possibilità di ingresso nel procedimento, nella fase dibattimentale. È un atto che serve soltanto per la immediata prosecuzione delle indagini, cosa che evidentemente è servita ai pubblici ministeri proprio per l'immediata prosecuzione delle indagini. Però, andando a guardare la parte emotiva di questa sentenza, è chiarissimo che in questa fase e da questa fase esaurisce il compito quell'atto, quindi non può entrare nel dibattimento. Tanto premesso, la richiesta di produzione, quindi di acquisizione della fotografia, se rientra nella previsione per dimostrare che è stato fatto un atto del quale abbiamo già avuto notizia attraverso l'esame della testimone, credo che sia assolutamente irrituale e superflua la produzione della foto. Se invece si pretende o si chiede di far entrare la fotografia sotto forma di documento, anche in questo senso io credo che esso non sia acquisibile. Intanto c'è una questione formale precisa che è quella dell'intempestività della richiesta di produzione di questa foto. Secondo, la foto dovrebbe servire a chiarire o a qualificare o a raccontare un fatto o una circostanza o qualche cosa. Vero è che la norma sul documento dice anche che può servire, che riproduce persone, però è chiaro che non serve semplice, perché altrimenti saremmo tutti autorizzati a produrre fotografie di tutti gli imputati di questo processo. Non credo che sia quello. Bisogna vedere se la persona e la circostanza indicata in quella foto serva per individuare un fatto storico, una circostanza, un luogo necessario o quantomeno utile ai fini dell'indagine dibattimentale. Quando serve soltanto per dire questa persona è il signor Tizio, io ritengo che nemmeno sotto l'aspetto del documento questa fotografia sia acquisibile. Pertanto la difesa di Santa Paola Vincenzo si oppone all'acquisizione di questa foto.
Presidente, io volevo soltanto ribadire quello che già ho detto nell'udienza di ieri, aggiungendo qualche brevissima considerazione. Credo che non si possa fare nessuna questione di tardività per le ragioni che ho già indicato, posto che per quanto riguarda la prova documentale di quell'articolo 234 non è richiamabile nessuna delle disposizioni contenute nell'articolo 491, cioè tutte quelle questioni preliminari riguardanti la formazione del fascicolo. Dicevo ieri, la prova documentale è sempre aperta in relazione alle dinamiche del processo. Vorrei dire anche che non è una individuazione che si cerca di far introdurre nel dibattimento. Abbiamo avuto la testimonianza della signora che ha riferito un dato storico e ha riconosciuto le foto che sono state ad essa mostrate. Le foto che oggi si chiede di produrre e che sono state riconosciute come quelle mostrate alla Teste in quella occasione costituiscono comunque un documento ai sensi dell'articolo 234. E vorrei dire all'avvocato Strano che la foto non si limita a indicare una persona che è presente. La forza, direi, documentale della foto sta nel fatto di riprodurre due imputati di questo processo che sono assieme, e quindi io credo che sotto il profilo del 234 non ci possono essere ostacoli di sorta all'ingresso della foto e delle foto, perché si tratta anche della foto riproducente aiello, nel fascicolo del dibattimento. Grazie. Sì, però voglio sentire se ci sono altre osservazioni, perché ho ammesso una replica e quindi... No, Presidente, il problema... ancora puntualizzare il problema. Io credo di dover semplicemente ribadire quanto ho già detto, anche perché questa prova documentale non credo che sia... il fatto che questi due imputati siano raffigurati assieme nella medesima foto è una circostanza che nasce da un atto del quale non può essere fatta né cenno né utilizzazione nel dibattimento. Quindi non è la signora che ci deve certificare che quei due siano l'uno o l'altro, non è connessa all'esame della Teste Pepe, questo era il concetto anche che volevo dire. Anche se non fosse connesso all'esame della Teste avrebbe ingresso. No, fra le altre cose, la signora... A questo punto vorrei chiedere al pubblico ministero se possiamo licenziare la Teste. Presidente, no, perché dipende un po' dalla soluzione che la Corte dà a questa... Quindi è connesso anche ad altri fini quella produzione. Si dovrebbe ritirare nell'aula dei testimoni la signora, la Corte si ritira per le... No, Presidente, mi scusi un attimo, mi stava facendo completare. Sì. Quindi se, come dicevo, ribadisco, se è connessa all'esame della Teste Pepe si tratta di una connessione a un atto di individuazione che in questa fase non c'entra. Ecco, questo mi pare, su questo potremmo anche concordare. Poi vorrei ricordare che la signora Pepe è stata sentita, se mi sbaglio il pubblico ministero mi correggerà, è stata sentita nell'ambito dell'indagine della Super S e in quella indagine non è emersa alcuna azione penale, non risulta che il pubblico ministero abbia promosso azione penale nei confronti del mio assistito, quindi è un problema differente. Però ribadisco ciò che ho detto prima e ribadisco che non può essere connessa ad un atto che non può avere ingresso in questo dibattimento. Prego, stiano comodi. Sotto il profilo della richiesta della prova documentale,
sotto il profilo della richiesta di prova documentale, la Corte ritiene che la fotografia costituisca essenzialmente un documento e per la produzione del documento non si ravvisa che esistano delle preclusioni di ordine temporale, ma la richiesta può essere presentata al momento in cui se ne rappresenti la esigenza con riferimento al tema probandum, e quindi sotto questo profilo non ritiene la Corte che siano impedimenti alla produzione del documento. Sotto l'altro profilo, che è stato evidenziato dal confronto delle parti, la Corte ritiene che nella specie non si tratti di una ricognizione di persone, ma di una individuazione di persona nota alla teste, e che quindi fa parte della testimonianza appunto della persona oggi esaminata e il cui esame è in corso, e anche quindi sotto questo profilo non trovano ingresso le disposizioni dell'articolo 213 e 214 del Codice di procedura penale. La Corte non ravvisa dunque che neanche sotto questo profilo ci siano impedimenti alla produzione del documento e pertanto ne ammette la produzione. Vuole chiamare il cancelliere? Le parti hanno avuto già mostrati questi documenti. Sì, Presidente, l'unica richiesta che io facevo è se poi la Corte può rilasciare copia, cioè acquisire una copia della foto e lasciare. Presidente, posso dare un'occhiata a questa foto che io conosco solo per riferimento del collega Napoli? No, può vedere se lei ha... No, io sono da più codici. Io non li conosco. O ne fanno avere denuncia, qui è il difensore di Capuzzi. Avvocato Strano, mentre qua le volevo dire una cosa. Sì, visto che è qua vicino, ieri, lei difende Santo Paolo Benedetto, l'avvocato Napoli chiese che l'autorizzazione a consegnare a Santo Paolo Benedetto copia di atti processuali di non so che processo, una catasta così di fotocopie. Solo che alla matricola vogliono l'autorizzazione scritta e quindi dovreste fare un'istanza indicando specificamente di che documento si fa matricola. Infatti la richiesta indicamente e poi faccio l'autorizzazione. No, la busta me la deve restituire. Ho dato Franco non c'è. Cioè, uno e l'altro, lasciamo stare il mondo per me. Ma dico una stampa più professionale aveva potuto procurare liste solarizzate.
adesione poi alla richiesta del pubblico ministero, si manda alla cancelleria di fare una fotocopia della fotografia prodotta, silenzio, e che rimanga allegata al verbale di udienza la fotocopia e che l'originale sia restituito al pubblico ministero. Appartenendo l'originale ad altro ufficio giudiziario. No. Apparteneva a questo procedimento, se non che poi per errore, essendo stata la foto mostrata anche ad altro imputato di altro procedimento, è andata a finire nel procedimento che si trova in Corte d'Assise d'Appello. E questo è il motivo. Originariamente apparteneva a questo procedimento. E allora, dobbiamo richiamare la Teste? No, a questo punto no. Presidente, allora, visto che la Teste non deve essere richiamata, l'imputato Santapaola Vincenzo vuole fare una dichiarazione spontanea. Sì. Presidente, noi soltanto produciamo i verbali di interrogatorio di Pepe Rosa del 23 settembre e dell'8 ottobre 1992 che sono stati utilizzati per le contestazioni. Sostanzialmente si tratta di due verbali per intero, perché sono stati oggetto, come si potrà constatare dalla lettura dei verbali, sono stati tutti oggetto di contestazione. Si ammettono i verbali nei limiti della contestazione, non so se devono essere omissate. Quello del 23 è stato già depositato, no, del 22 il nostro. C'ha il microfono Santapaola nella cella? Sì, allora la scorta dovrebbe accompagnare qui Santapaola Vincenzo. Lei può licenziare la Testa e Pepe, sì. Presidente, dato che la Corte ha ritenuto giusto acquisire agli atti la fotografia, vorrei informare la Corte chi, come e quando è stata scattata la foto. Questa foto è stata scattata a Vinci, un paese vicino Firenze, esattamente nella casa oramai museo di Leonardo da Vinci. È stata scattata subito dopo uscito dal ristorante, che si trova sempre nel cortile di questo museo. Quel giorno che è stata scattata la fotografia non era né il primo giorno né l'ultimo giorno che mi sono recato in questo posto, perché ero lì solo per lavoro, esclusivamente solo per lavoro. Chi ha scattato la fotografia sono stati due turisti, o perlomeno finti turisti, perché erano due poliziotti che l'abbiamo notati subito. Oltretutto mio padre allora era ancora latitante, e sia io che tutta la mia famiglia eravamo sempre pedinati, perciò io ero abituato a questo, e proprio per questo hanno modificato tutta la mia vita. E questi due poliziotti sin dal primo giorno che eravamo lì, sin dalla mattina, ci seguivano facendo finta che erano dei turisti con la macchina fotografica al collo e scattavano sempre fotografie. Ora andavamo in una fabbrica, perché io lavoravo col mio datore di lavoro, si acquistavano capi in pelle e montoni nelle fabbriche presso Vinci. Diciamo che Vinci è la capitale delle concerie, diciamo, dei migliori montoni, per poi venderli a Catania sia all'ingrosso che a dettaglio. Niente, questi finti turisti si
ci seguivano sin dalla mattina usciti dall'albergo e scattavano fotografie, tanto che ce ne siamo accorti. Addirittura fino al ristorante, e poi verso le 2, fino al ristorante, si misero 2 o 3 tavolini vicino a noi e scattavano sempre fotografie. Vedevamo questo flash, i click della macchina fotografica, e trovavano fatica a fotografarci tutti insieme in volto, tanto che, scusandomi pure con le persone che c'erano, ho detto: guarda, facciamoci fare una fotografia almeno così. In effetti siamo stati noi stessi che abbiamo chiesto a questa coppia di turisti di farci la foto. Abbiamo scambiato qualche battuta, uscendo dal ristorante ce le siamo trovate davanti, e se guardi, ci faccia una foto. Dice: va bene, faccio la foto. E addirittura tra uno scambio di battute e l'altra gli abbiamo chiesto, dice: volete pure documenti così vedete fra di noi chi siamo e chi non siamo? Loro fecero finta di non capire. Le volevo fare presente alla Corte che se io o le altre persone che sono raffigurate nella foto avevamo qualcosa da nascondere, prima non ci facevamo fare le fotografie, almeno penso che, e poi non andavamo nello stesso albergo, pernottavamo nello stesso albergo, camminavamo con la stessa macchina, comunque tutta quella, eravamo alla luce del giorno, perché, le ripeto, eravamo solo esclusivamente per lavoro, e io mi recavo là e mi sono recato più altre volte solo per lavoro. Oltretutto faccio presente alla Corte che questa fotografia è stata scattata quando io avevo 18 anni, io lì avevo 18 anni, presso a poco sarà stato 88-89, 8 anni fa. Le persone, anzi questo poi lo farò in futuro se la Corte mi permette, magari un'altra dichiarazione spontanea, spiegherò alla Corte come, quando e da quando conosco queste persone. Tutto qua, signor Presidente. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Presidente, scusi, visto che scusi un attimo, signor Santapaola, visto che l'imputato si trova lì vicino alla Corte, la Corte vuole dare atto, se lo ritiene, che dalla foto in effetti l'effigie del signor Santapaola sembra risalire ad un'età giovanile rispetto a quello Avvocato, questo in sede di esame dell'imputato possiamo farlo, in questa sede, a meno che... Io le chiedo di dare atto, visto che è lì, se no dovrà tornare... Dico, la sede, ma perché scusi, possono intervenire valutazioni nel corso del processo che allo Stato non... Scusi Presidente, comunque non ci appartengono, dico, se non c'è opposizione da parte di nessuno noi possiamo anche se il FIB si oppone oppure no. Presidente, infatti lo stiamo dicendo, c'è opposizione perché questa differenza noi non la cogliamo, quindi non ci opponiamo al fatto che sia dato atto di una cosa che credo sia oggetto di apprezzamento. Scusate, ci limitiamo a raccogliere soltanto la dichiarazione, perché bene, si tratta di una dichiarazione che l'imputato può fare in qualsiasi momento. Ogni successiva attività poi, sempre pertinente al discorso che ci ha fatto oggi, può essere fatto solo sull'accordo delle parti, diversamente nella sua sede. No, per sapere, Presidente, lei ritiene che la sede per fare questa richiesta sia il momento dell'imputato? Penso proprio di sì. Pensa di sì, va bene. Allora, al momento dell'esame lo faremo. Ma no, loro come che sono che sono venuti in possesso, c'è tutto un discorso. Dico, ma basta sapere, avere conferma che questa fotografia fu scattata nel 1988 e anche questa valutazione. Prego. Scusate. Ci mandate a mangiare o ci fa per venire i panini qua?
Se voi lo preferite, io darei quest'ultima indicazione di far arrivare i panini qua se è possibile, perché se no la giornata se ne va. Sì, ma dico poi stasera ci tratteniamo sino a tarda ora, come preferite, basta. Proprio perché avevo dato con la direttrice mi ero inteso nel senso che vi avrebbe fatto apprestare il pasto regolarmente. Comunque se ne parla alle 15. Se ne parla alle 15 di sospendere. Presidente, Alle 18. Posso fare? Prego. posso avere la parola? Sì. Allora, in relazione all'esame della teste Pepe, a cui sono seguite le dichiarazioni spontanee dell'imputato Santa Paola Vincenzo, è emerso anche Un po' di attenzione, per favore. per l'acquisizione di questa foto e peraltro anche dalle motivazioni date in sede di replica del pubblico ministero, che si dà importanza al fatto che in questa foto ci siano raffigurati assieme due imputati odierni in questo procedimento. Noi non sappiamo da dove questa foto venga fuori, perché mi riferisce il mio assistito che non è stata mai sequestrata nel corso di perquisizioni a casa sua. Questa circostanza, unita alle circostanze di fatto riferite dall'imputato Santa Paola Vincenzo, mi fanno fondatamente ritenere che la versione dallo stesso data sia veritiera, e cioè che sostanzialmente si sia trattato di una foto scattata nel corso di operazione di pedinamento e di controllo del Santa Paola Vincenzo al momento in cui il padre si trovava latitante. Allora, a questo punto io chiedo alla Corte di acquisire le relazioni di servizio degli organi di polizia incaricati del pedinamento di Santa Paola Vincenzo, ai quali organi si può risalire, perché qualcuno l'avrà consegnata all'ufficio della Procura questa foto, non sarà arrivata in forma anonima. Prego, dottore Bertone, se sto dicendo... Continui. Ecco. E allora chiedo di acquisire le relazioni di servizio al fine di accertare la veridicità delle circostanze riferite dal Santa Paola Vincenzo e la citazione quali testi degli agenti che hanno proceduto al pedinamento e a scattare la foto in questione. Pubblico Ministero. Presidente, l'avvocato ieri non era presente e quindi non ha sentito che tra i documenti di cui si è chiesta l'acquisizione vi era anche la nota di trasmissione della Criminal Poll, quindi non è che è arrivata dal cielo la foto. La foto è stata trasmessa dall'ufficio della Criminal Poll di Catania ed è la nota che... Ma l'ha esaminata stamattina l'avvocato Strano? Non lo No, so. io ho esaminato solo la fotografia, Presidente. Guardi che c'era il cancelliere, veda un po', la guardi e quindi veda sì. se La guardo, no. è necessario reiterare, insisterò probabilmente cioè solo integrare l'attività per istruttoria. citarli con l'esame. Posso... Certamente. Se risulta anche la data quando fu scattata la fotografia, verrebbe chiarito ogni aspetto. Sì. Allora, signor Presidente, io prendo visione di questa, non è una relazione, è soltanto una nota di trasmissione di una fotografia che porta la data del 23 settembre 1992 e dice testualmente: su disposizione del sostituto procuratore dottore Bertone si trasmette numero 1 fotografia raffigurante 5 individui. Il personaggio contrassegnato il numero 3 si identifica per Santa Paola Vincenzo Di Benedetto, nato a Catania il 2 giugno 69.
Ometto di leggere il resto perché non è importante per la mia richiesta. Allora, da questa nota di trasmissione si evince che c'è una richiesta del dottore Bertone, che quindi evidentemente conosceva che c'era questa fotografia, e però si evince, la cosa importante è questa, che non c'è certezza sulla data in cui fu scattata questa fotografia, né certamente sull'occasione o sul luogo relativo a questa fotografia. Allora a questo punto io le chiedo, ribadisco la mia richiesta, Presidente, sono stato soddisfatto per il modo, perché conosco adesso il modo in cui la Procura è venuta in possesso di questa foto, peraltro io non dubitavo che questo modo fosse assolutamente legittimo, però mi interessava conoscere la data in cui fu scattata questa foto, da chi fu scattata, dove e in che occasione. Quindi chiedo che si citino, si acquisisca intanto la prima relazione di servizio, quella che ha dato notizia alla Procura dell'esistenza di questa foto. Secondo, che vengano citati gli autori della relazione di servizio, che presumibilmente dovrebbero essere coloro che hanno fatto la foto. Se per caso si tratta di persone diverse, chiedo la citazione anche di coloro che hanno fatto la foto. Grazie. L'avvocato sta dando per presupposta una tesi che è tutta da dimostrare e sulla quale io non sono in grado di interloquire. Io so soltanto che quella foto fu messa a disposizione della Procura della Repubblica dal dirigente della Criminal Pol di Catania. Come la Criminal Pol di Catania abbia avuto questa foto, se è foto oggetto e conseguenza di una relazione di servizio di appostamento, di pedinamento, ossia sia comunque pervenuta in altro modo, non sono in grado di dirlo. Il primo atto da fare sarebbe la citazione del dirigente della Criminal Pol. E siccome il dirigente della Criminal Pol sarà sentito da qui a un momento per altre vicende, si potrà chiedere se è in grado. La Corte dispone che sia citato che il dirigente della Criminal Pol sia sentito anche sulla circostanza relativa È chiaro che io mi riservo in esito a ripresa ribadire la mia fotografica ammessa agli atti. Teste successivo? Il dottor Foti, proprio il dirigente all'epoca dirigente della Criminal Pol di Catania. Che è il firmatario di quest'atto di trasmissione? Oggi deve essere sentito su indagini relative ad alcuni imputati che operavano nel porto di Catania, quindi buongiorno. Si accomodi, le sue generalità, nome, cognome, luogo, data di nascita, le sue funzioni per la verbalizzazione. Foti Giuseppe, nato a Ionia 14/3/43. Attualmente sono in aspettativa per motivi di salute da circa un anno e... Silenzio in aula, per favore. Le ultime funzioni le svolgevo al porto e all'aeroporto quale dirigente della Polizia Portuale e Aeroportuale. Sì. La formula del giuramento è su quel foglietto qua, su questo banco. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Scusi un momento, cosa c'è Santa Paola? Parli nel microfono. L'ho capito, lo so, lo sentiamo, solo che da qui devo fare questa richiesta di silenzio. E allora il pubblico ministero ha letto la formula? Sì. Il pubblico ministero può procedere. Dottor Foti, lei quale dirigente del Dipartimento della Pubblica Sicurezza della Polizia di Frontiera di Catania si è occupato di indagini relative ad alcuni autotrasportatori che operavano all'interno del porto di Catania? Sì, nel senso le indagini sono state svolte dal collega e da due sottufficiali. E sì, io poi ho firmato l'informativa. Sì. E se ne è occupata assieme a chi? Al dottor Anzalone e ai sovrintendenti Severino e Russo.
Lei ricorda in particolare, ovviamente dico, trattandosi di atti a sua firma, ha facoltà di esaminare gli atti, ricorda in particolare sulla posizione dei Grillo, cioè padre e figlio, Grillo Antonio, Grillo Rosario e Grillo Salvatore, quale fu l'esito di quegli accertamenti e soprattutto da che cosa trassero origine quegli accertamenti? Sì. Si voleva vedere qual era la situazione degli autotrasportatori all'interno del porto, perché era stato segnalato ai miei collaboratori che alcune ditte, in particolare la ditta Grillo, operava all'interno del porto senza alcuna autorizzazione, che veniva sempre segnalato che aveva usato il porto come un deposito personale, in sostanza posteggiavano camion sempre senza autorizzazione. Abbiamo iniziato delle indagini ed in effetti è emerso che la ditta Grillo non possedeva nessun tipo di autorizzazione. Ricordo che il padre Grillo presentò un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio che poi era sicuramente falso. Non aveva neppure un'autorizzazione, non era neppure iscritto all'albo degli autotrasportatori, cioè praticamente non aveva nessun tipo di autorizzazione. Lui ed altre ditte che operavano all'interno del porto. Ecco, dottore, in particolare con riferimento al documento, al certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, anche sulla base degli atti in suo possesso, è in grado di descrivere alla Corte questo documento perché lo avete ritenuto falso? Guardi, mi ricordo che era firmato da un funzionario che era in pensione e la firma comunque era posta in un altro posto, poi c'erano alcune parole che non corrispondevano, alcune lettere che non corrispondevano con l'impaginazione che usavano, che avevano alla Camera di Commercio. Presidente, adesso i particolari tecnici con esattezza non... Presidente, possiamo autorizzare il... Sì. Si dà atto che il test prende visione degli atti. Sì. Vogliamo indicare alla Corte gli elementi di fatto sulla base dei quali, consultando gli atti a sua firma? Sì, diciamo che la falsità del certificato veniva sottolineata ad alcuni punti, cioè la parola certificato era al centro e non nella parte destra come era normalmente. E poi le sigle, ecco adesso sto ricordando, le sigle corrispondevano, cioè alla prima settimana all'anno, mentre lì erano tutte, non seguivano il numero progressivo dei certificati. Ecco, poi c'è il fatto, il firmatario Matteo De Stefano era in quiescenza ed era impaginato in maniera diversa. È così. E veniva fatto rilevare che i caratteri contenuti, cioè con tutta probabilità il certificato era stato fatto all'interno stesso della Camera di Commercio. Ecco, ciò da che cosa si desumeva? Perché i caratteri erano, cioè il computer usato con tutta probabilità era lo stesso, perché i caratteri erano identici. I caratteri del foglio. Presentato dal Grillo. Chi dei Grillo, dottore? Prego? Quale dei Grillo? Il padre, Antonino. Grillo Antonino. Ricorda in particolare se furono effettuati anche degli accertamenti presso gli uffici della motorizzazione civile? Sì, furono fatti accertamenti presso la motorizzazione civile e non c'era nessuna iscrizione. E risultò pure che dei camion, delle targhe
che erano apposti su motrici di proprietà di uno dei Grillo, non ricordo chi, forse Grillo Rosario. Può guardare gli atti, dottore? Grazie. Ecco. Sì, nel corso dei controlli che abbiamo fatto, 2 trattori portavano 2 targhe che risultavano sottratte dalla motorizzazione. Ma era falsificata anche la documentazione relativa Sì. al possesso? Sì, mi pare di essere ricordo di sì. Sostanzialmente, dottore, sulla base delle indagini è il risultato che il Grillo Antonino, il Grillo Rosario e il Grillo Salvatore fossero autorizzati al trasporto per conto terzi? No, non erano autorizzati, no, assolutamente no. Sono emersi collegamenti con altri autotrasportatori operanti all'interno del porto? C'è stato nel corso degli accertamenti il risultato che il Grillo aveva acquistato una motrice dalla signora Ercolano, e questo me lo ricordo, e poi in particolare non... Sono emersi collegamenti con gli autotrasportatori Conti, società per azione, in particolare, o comunque con la ditta Betun Conter? La Conter era la ditta Conti Ercolano, cioè Conti era amministratore di questa ditta, il Conti, sì. Ecco, lei può consultare gli atti, ovviamente, dottore. Sì, no, questo me lo ricordo, era amministratore. Emersero dei collegamenti con questa azienda, con la Beton Conter? Non glielo so dire. Furono fatti degli accertamenti anche sui familiari del Grillo, in particolare sulla base delle indagini da lei condotte. È risultato che uno dei fratelli Grillo fosse morto di morte violenta? Sì, e in particolare chi e quando? Consultando gli atti, dottore. Silenzio, per favore. Sì, in piazza Manganelli, Grillo Carmelo. In che anno? Nell'89. Cioè venne ucciso? Sì, nell'89. Dottore, lei ha detto che i Grillo occupavano con i loro camion la sede portuale. Sì. Dico, questa constatazione lei l'ha fatta direttamente? No, mi è stata riferita dai colleghi che hanno fatto le indagini. Quali colleghi in particolare? Il dottore Anzalone e i sovrintendenti che ho citato poco fa, Russo e Severino. E vogliamo chiarire un pochettino il particolare delle targhe rubate. Sostanzialmente cos'era capitato? Il particolare delle targhe rubate, cioè in particolare cosa era successo, cosa avete verificato? Avevamo predisposto dei servizi per accertare qual era la posizione di tutte le ditte, e sono stati fermati 2 camion, fermati e controllati. Dal controllo è emerso che queste 2 targhe risultavano sottratte alla motorizzazione civile. E la relativa documentazione era dei camion era falsificata oppure? Penso che era falsificata, ma non me lo ricordo bene, dottor.
Dottore, nell'ambito delle indagini, voi vi siete consultati con le autorità portuali circa l'esistenza di eventuali regolamenti per la gestione dei trasporti e del carico e scarico delle merci all'interno del porto di Catania? Sì, penso che era necessario ottenere l'autorizzazione della Capitaneria dei Porti. Abbiamo informato la stessa Capitaneria, anzi penso che era stata informata anche prima che agivano all'interno del porto senza autorizzazione. Ma la Capitaneria teneva un registro delle ditte che operavano nel settore all'interno del porto? Non glielo so dire questo, non lo so. Chi era allora il responsabile della Capitaneria? Quando c'ero io era, credo, il comandante Trovato. E le diceva non avete fatto questa verifica? No, se tenessero il registro a meno no. Voi avete avuto i contatti solo con il capitano Trovato? Non io, se le ha avuto il collega e il sottufficiale. Cioè il dottor Anzalone? Sì, per questo problema. Voi avete verificato quali erano tutte le ditte che operavano all'interno del porto? Sì, parecchie ne abbiamo, se non tutte. Le può parecchie. indicare, dottore? Sì, sì. L'Autotrasporti Conti, l'Avimec, l'Eurotrasport e la ditta Grillo. Abbiamo attenzionato queste. Ve n'erano altre? Sì, altre ce ne dovrebbero essere. Avete attenzionato la ditta Di Martino? No, non mi risultano. Avete compiuto attività di indagini relative a Sciuto Giovanni? Sì, sempre di sì. Ci può dire in che cosa consistevano quelle attività? Non mi ricordo proprio. Prego, può consultare, dottore, gli atti con calma. Sì, Sciuto Giovanni praticamente era il proprietario non il proprietario, la Eurotrasport, era interessato alla Eurotrasport, che questa ditta, la Eurotrasport, operava come trazionista della Sicilveneta e anzi poi fu cambiata e alla Eurotrasport subentrò il Conti. Che era Sciuto Giovanni, nipote di Grillo Antonino. Lei sa che attività lavorativa espletava formalmente lo Sciuto Giovanni? Sì, impiegato comunale. Le risulta se nell'ambito dell'attività con la Eurotransport lo Sciuto Giovanni avesse avuto problemi operativi, per così dire? No, non mi risulta lo Sciuto, no. Presidente, chiedo scusa se sarò inopportuno, ma la pregherei di registrare che siccome devo andare via o all'inglese o all'indiana, nomino mio sostituto processuale l'avvocato Giuffrida. Grazie. Questa interruzione non ha nulla a che vedere, no, mi diceva un detenuto, Aiello Vincenzo, che è da sottoporsi a una visita oculistica, desiderava da lei essere autorizzata di poter ritornare, perché se va in carcere, diciamo, non lo fanno ritornare. Nel pomeriggio può tornare. Come? Può tornare nel pomeriggio. Sì,
può essere riaccompagnato, consente quindi che l'udienza antimeridiana prosegua in sossenza. Dottore, in ordine agli accertamenti compiuti e relativi alle targhe, voi per compiere gli accertamenti chi avete compulsato presso gli uffici competenti, in particolare innanzitutto presso la motorizzazione e presso il Comune? Aspetta, non ho... Per quanto riguarda l'accertamento sulle targhe, Sì, presso la motorizzazione, sì. chi avete compulsato al fine di compiere le verifiche? Sì, il signor Strazzeri. Può dire il nome, dottore? Non me lo ricordo il nome. Se consultando gli atti le risulta il No, nome? non c'è negli atti, no, lo vedo qua davanti. Cioè lo Strazzeri riferiva che la documentazione era falsa. Prima e poi in denunzia. Mentre per quanto riguarda l'autorizzazione alla ditta Grillo presso la Camera di Commercio? Sì, aspetta perché non... La collaborazione del signor Ravaglia, che era l'archivista presso la Camera di Commercio. Dottore Foti, lei prima di dirigere la polizia portuale e aeroportuale, che ruolo ricopriva nell'ambito dell'amministrazione? Ero alla Criminal Pol, prima a Catania e poi a Reggio Calabria. In che epoca è stato presso il centro interprovinciale Criminal Pol per la Sicilia orientale? Prima di essere trasferito all'aeroporto nel 92. Cioè, se ci può indicare... 92. 91-92. Nel 91-92 che le risulti, il suo ufficio ha compiuto attività investigative relative alla famiglia catanese Cosa Nostra, all'associazione facente capo a Santa Paola Benedetto? Sì. Signor Presidente, se al fine di aderire anche alla richiesta del difensore, l'avvocato Strano, se potesse essere mostrata al teste la foto e la relazione di accompagnamento alla foto. Il testo è prende visione dei documenti. Sì, l'ho trasmessa io, sì. Dottore, ricorda se e in che ambito quella fotografia venne scattata, o comunque come la Criminal Pol ebbe la disponibilità di quella fotografia? No, non lo ricordo. Chi erano, dottore, i collaboratori suoi dell'epoca, più diretti ai quali si sarebbe rivolto per avere la disponibilità di quella foto, dottore? L'ispettore Puceti, l'ispettore Reitano, l'ispettore Cortese, la dottoressa Monterrosso. All'epoca, dottore, l'ispettore Fonti era presso il centro interprovinciale... Fonti, sì. Di Domenico.
richiesta scritta all'ufficio per sapere chi si è occupato di questa fotografia. Il problema è di comprendere del resto le persone indicate dal dottore sono citate sempre nell'ambito di questo procedimento. Quindi, allora, sì, ricordiamo. comunque la Corte Strano si ricorderà di fare le domande. No, Presidente, scusi, per evitare che poi vengano i dirigenti citati e poi dobbiamo farli ritornare dopo aver indicato di che cosa si tratta, io direi, sulla base di quella relazione, c'è già fra l'altro cenno di una lettera che richiede la foto, ora non so se specificatamente quella foto o qualsiasi foto raffigurante Santa Paolo o foto in genere, non so che cosa sia, certamente c'è una lettera che richiede questa trasmissione. Da quella lettera, intanto chiedo l'acquisizione di quella lettera, dopodiché da quella lettera si potrà risalire certamente a chi ha curato la trasmissione della foto, perché ci saranno degli appunti, insomma qualcuno l'avrà certamente curato. Quindi chiedo che magari o tramite il dottore Foti o con una comunicazione scritta fatta oggi, al fine di evitare che poi diventi successivamente una perdita di tempo, fare ritornare chiunque dovesse essere, di modo che ci comunicano chi è il dirigente che ha curato questa pratica e quel dirigente quando verrà qui sarà esaminato anche su quello. Ma il dottore Foti dirige tuttora l'ufficio dal quale proviene? Secondo me si dovrebbe chiedere all'attuale dirigente o quello. Lei al tempo in cui fu trasmesso questo documento era lei? Sì, l'attuale dirigente è il dottore Casabona, Presidente. Si dovrebbe chiedere all'attuale dirigente di informarsi, insomma, e di indicarci la persona che ha curato la trasmissione della pratica. Comunque è un accertamento che faremo in un modo o nell'altro. Altre domande? Domande di controparte? Se consente, l'avvocato Giuffrida. Dottor Foti, mi scusi, lei poco fa a una domanda del pubblico ministero se aveste fatto accertamenti circa rapporti della ditta Grillo con altre ditte di autotrasporti, ha detto sì, avevano acquistato una motrice o trattrice che sia dalla signora Ercolano, non aggiungendo altro. È in grado di dire di quale signora Ercolano si tratti? Scusi. Prego. Ercolano Maria. Ercolano Maria, moglie e figlia di chi, insomma, in generalità? Ce ne sono tanti di Ercolano. Della famiglia Ercolano era. Nella famiglia Ercolano. Nell'allegato dovrebbe essere. Mi scusi, della signora Ercolano Maria perché è responsabile, legale rappresentante di una qualche ditta? Era una motrice della società Sud Trasporti e che apparteneva ad Ercolano Maria. La Sud Trasporti. Sì. È in grado di dire se questa Sud Trasporti fosse una ditta che avesse sempre operato su Catania oppure su altre città o altre cose? No, non sono in grado, no. Ma non sono stati svolti accertamenti in ordine all'identificazione di questa ditta? Come si fa a dire che era la legale rappresentante o responsabile? No, non ho detto che era la legale rappresentante. Non ho detto. Si appartiene, scusi, sulla base di quali elementi si appartiene questa ditta Sud Trasporti alla signora Ercolano Maria? Sulla base di quali elementi l'avete appurato? Ma sicuramente nell'allegato che hanno fatto i colleghi ci sarà scritto sicuramente che titolo era. Allora dovremmo chiedere ai colleghi, lei non ha svolto alcun accertamento in questo proposito. Né sa indicare Ercolano Maria a chi si appartenga, dei vari fratelli, che sono 4 o 5, insomma, se moglie, figlia di qualcuno di questi, sorella, non lo sa. Va bene, grazie. Dottore Foti, scusi, quel documento che ha in mano è una CNR, no? Sì. È stata da lei redatta o solo sottoscritta? Solo sottoscritta. Quindi lei non ha fatto nessuna indagine su quello intorno al quale oggi ha riferito? No. Niente, lei ha solo firmato un foglio redatto da chi ha fatto le indagini? Sì. Bene. Senta, allora torniamo un attimo a quella relazione. Ce l'ha ancora in mano quella nota di trasmissione? No, la nota di trasmissione.
Dai dati che ci sono lì, lei ci può orientativamente dire con che metodo si potrà scoprire chi è stato il dirigente che le ha dato materialmente la foto? Sì, nel fascicolo ci sarà sicuramente la sigla di chi ha trattato la pratica. Quindi sulla velina di questa lettera? Sicuramente la minuta di questa lettera ci sarà l'ispettore o la collega o qualcuno che l'avrà fatta, certo. Quindi da quella minuta si potrà risalire attraverso la sigla, va bene. Senta, lei per caso ha ricordo se a quell'epoca che lei sia a conoscenza sono stati fatti servizi di pedinamento nei confronti dei figli del signor Santa Paola Benedetto e segnatamente di Vincenzo? No, non credo. Si ricorda, cioè lei non ha nessun ricordo, perché allora è inutile che io le faccia altre domande. Lei si ricorda di questa fotografia solo perché ha in mano sta nota, oppure si ricorda qualche cosa? No, della fotografia perché ho in mano una nota, però servizi ne sono stati fatti sulla famiglia, sì. Ah, ecco, si ricorda. E più o meno l'epoca, nel periodo in cui c'era lei, che alla Criminal Pol lei ha detto 91-92, se ricordo bene. Sì, penso in quel sì. periodo se ne facevano? Sì. Lei li definirebbe frequenti? Sì. O continui? No, facevamo servizi molto frequenti, sì. Anche fuori da Catania? Nell'Interland catanese, sì. Dico anche fuori Catania? Era possibile? Non lo sa. Un attimo solo, Presidente. Va bene, nessun'altra domanda? Vuole finire l'esame, il pubblico ministero ha altro da chiedere? Può andare, dottore. Grazie. Presidente, scusi, se può dare atto che io mi sto allontanando e il mio sostituto processuale resta l'avvocatessa Lucia Danna. Buongiorno Presidente, buona giornata signor. Test successivo? Sì, volevo un attimino il pubblico ministero fare una richiesta in esito alla deposizione del dottor Foti, cioè chiedere l'ammissione quali testi del dottor Anzalone, che materialmente ha curato l'attività investigativa di cui si discuteva poc'anzi, nonché dei Strazzeri Antonino e del signor Ravaglia. Lo Strazzeri lavora presso la motorizzazione civile, il Ravaglia è archivista presso la Camera di Commercio, che sono le persone indicate dal dottor Foti poc'anzi, in ordine agli accertamenti sulla falsità e delle targhe e dell'autorizzazione concessa al Grillo. Ci sono osservazioni? Allora si ammettono i testi di riferimento. Saranno citati dal pubblico ministero all'udienza che ci terrà previa indicazione. Ora chi sentiamo? Presidente, scusi dottore Marino. Prego. Per chiudere il discorso su quell'indagine che ormai credo la Corte abbia deciso sull'accordo delle parti di condurre per quella nota, si è deciso cosa? Di chiamare chi? Il capo della Criminal Pol di oggi? No, non è stato deciso niente. E allora le chiedo di decidere formalmente, Presidente, se dobbiamo citare il capo della Criminal Pol e io chiedo la citazione del capo della Criminal Pol e di tutti i funzionari e dirigenti che sono stati citati oggi. Per il momento dovremmo cercare di seguire il programma che era stabilito per oggi. La Corte accoglie senz'altro la sua richiesta di istruzione sul punto. Sulle modalità avevo suggerito di mandare alla cancelleria, di scrivere alla direzione chiedendo informazioni, e credo che sia il sistema più spiegativo. Benissimo, io le volevo avanzare solo una richiesta. Nel quadro di questo metodo di lavoro che lei ha indicato, se si può dare carico al test che verrà a relazionare su questa vicenda, di portare la velina di quella nota che è stata trasmessa. Ma se ci dice al fine di indicare chi è stato personalmente a condurre, non dico l'indagine, comunque certamente ad acquisire la foto ed a trasmetterla, perché presumibilmente sarà il funzionario che ci potrà dare notizie Quindi migliori. Lei non concorda sulla mia indicazione di mandare mandata alla cancelleria, di accertare, no, perché concordo. in ogni caso dovrà avvenire il funzionario, ma la identificazione di questo funzionario la potremmo acquisire attraverso la cancelleria. Io sto suggerendo questo.
Presidente, diciamo che io se concorderei lei non è- in scusi, tutto, però chiedo anzi che il funzionario porti la velina di quel, perché io ho fatto una domanda al dottore Foti, non le faccio mai le domande per perdere tempo, per acquisire alcuni dati. Ho acquisito quel dato e chiedo che venga portata in aula la velina con l'indicazione del nome del funzionario che ha curato questa pratica. Se c'è l'accordo del pubblico ministero io non ho difficoltà, altrimenti la richiesta ci... Presidente, io credo che sia opportuno rileva misteriosa, che sia che la indicazione che la Corte ha data di richiedere informazioni sia sufficiente. Poi faccio presente che tutti i collaboratori del dottor Foti, che egli stesso ha indicato nel corso della sua deposizione, sono indicati come testi nell'ambito della lista testi, quindi a ciascuno di loro l'avvocato potrà chiedere tutte le informazioni che vorrà su quella foto. Quindi per il momento ogni ulteriore accertamento sarà successivo all'esito. Abbiamo mandato alla cancelleria di richiedere alla Criminalpol di Catania il nominativo del funzionario che ha curato l'inoltro del documento oggi acquisito. Magari praticamente farà la fotocopia di tutto il documento la cancelleria e lo spedirà all'ufficio della Criminalpol con la richiesta e così identifichiamo. Per il resto la Corte si riserva. Prego il prossimo test di accomodarsi. Si accomoda. Buongiorno, si siede. Le sue generalità, per favore, nome, cognome, luogo, data di nascita, la sua funzione, l'ufficio presso il quale presta servizio. Tommaso, sono nato a Casteltermini, in provincia di Agrigento, il 4 agosto del 41. Sono il comandante della Capitaneria di Porto di Catania. Sul bigliettino alla sua destra c'è la formula dell'assunzione di responsabilità in ordine alla testimonianza, dovrebbe leggerla a voce alta. Gli occhiali, chiedo scusa. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Il pubblico ministero può procedere. Comandante, da quanto tempo dirige la Capitaneria di Catania? Dal 16 giugno del 94. In ordine a ditte che operano all'interno del porto sul carico-scarico di merci o autotrasporto di merci, esiste un registro all'interno della Capitaneria? Esiste un registro delle autorizzazioni per le ditte che possono operare nel porto. Deriva questo registro dall'autorizzazione che viene data ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione, proprio per chi effettua un'attività continuativa nell'ambito dei porti e nelle zone viciniori ai porti. E queste autorizzazioni in base a quali criteri vengono rilasciati, Comandante? Le autorizzazioni vengono rilasciate in base alle istanze qualora presentate e poi laddove dovessero esserci più istanze per la medesima attività si può anche decidere di limitare il numero a un certo numero. Nel caso in specie per gli autotrasporti non esiste un numero limitato e non ricordo adesso se ci sono ditte autorizzate, ma diciamo che io all'inizio della mia attività ho dato a disposizione ai miei uffici di verificare in qualche modo la situazione dei trasporti eccetera, perché la cosa alla quale mi ero accorto è che c'era il porto invaso di tanti automezzi, certe volte non tanti identificabili, e poi sono stati avviati fuori proprio perché c'era una certa confusione. Comandante, per l'accesso all'interno del porto occorrono autorizzazioni?
All'interno del porto per i mezzi di lavoro non occorrono autorizzazioni, occorre, cioè quando si tratta ad esempio specificatamente